Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Noi siamo il coro polifonico e piccola orchestra Falero. Prima di tutto permettetemi di ringraziare proprio Padre Rosario per l'accoglienza, per averci permesso di essere qui stasera. Siamo diretti dal maestro Patrizia Farelli. Tutti sintonizzati con il QR code dai quali potete seguire i brani, i testi dei brani che seguiremo. E allora, prima di iniziare avrei una domanda. Sapete qual è l'origine, la prima parola, il primo nome della città di Napoli? Falero. Ah beh, siete preparati, non era scontato. Sì, infatti proprio il primo nome della nostra città è Falero, la chiameremo Falero, ossia da cui trae origine il nome del nostro coro. La nostra città è stata fondata infatti dai Micenei intorno al XII secolo a.C. e quindi secoli prima della fondazione di Partenope da parte di Cumani, che è del VII secolo a.C. Ne abbiamo notizia da fonti letterarie, sia greche quali Omero, Nicofrone, Apollonio Rodio, anche latine grazie a Publio Papiro Stazio. Purtroppo però non ci sono dei ritrovamenti archeologici a testimonianza di tutto ciò ed ecco perché la notizia poi non è stata diffusa. Il vero fondatore della nostra città fu Eumeno Falero, arciere di Ceneo e leggendario argonauta al seguito della nave Argo, capitanata da Giasone. Gli scrittori parlano di una celebre torre, la Torre di Falero, monumento dedicato proprio al fondatore della città, che si trovava dove ora, pensate, sorge il Borgo Marinaro. Stasera faremo un viaggio attraverso le leggende e le storie di Napoli, raccontate attraverso la musica. Ascolterete 11 brani, composti dalla nostra direttrice, il maestro Patrizia Farelli. Cominceremo dalla leggenda di Colapesce. Questa è una leggenda medievale napoletana che ha come protagonista un ragazzino che non ha voglia di fare niente. L'unica cosa che ama fare è quella di passare ore ed ore nel mare di Santa Lucia. Un
giorno la madre disperata lo maledisse: che tu possa diventare un pesce. E fu così che Nicola si trasformò in pesce. Lui ne era felice perché poteva andare sott'acqua senza dover respirare e poteva vedere cose che nessun uomo aveva mai visto. La notizia arrivò al re, che gli impose alcune prove sempre più difficili e pericolose. Alla fine il re disse al ragazzo che avrebbe fatto sparare una palla di cannone all'arco e con la pesce avrebbe dovuto raggiungerla e riportargliela indietro. Dopo molte difficoltà, con la pesce riesce a raggiungere la palla e sta per tornare indietro, quando si accorge di trovarsi in un posto senza acqua che non gli consente di tornare indietro. Quello specchio d'acqua, in alto, irraggiungibile, sarà la sua lastra tombale. La leggenda di Nicola Pesce.
quando il 20 agosto del 1799 la portarono ad impiccare a Piazza Mercato, facendole percorrere tutte le strade di Napoli. Questo perché era già convinto e aveva tradito re Ferdinando IV di Borbone. Nel brano, soprani e cantanti interpreteranno il Romeo, mentre tenori e bassi rappresenteranno i Lazzari che investono contro di lei. In chiusura si sentirà l'ultima frase che pronunciò sul patibolo prima di morire. Ecco a voi Eleonora.
Questo viaggio delle leggende e storie di Napoli è anche un viaggio attraverso le lingue che si sono parlate qui. Il greco di Falero e Partenope, il latino di Neapolis, il napoletano antico ed attuale di Napoli. L'Autore Celebrale ha scelto di musicare alcuni versi tratti dal canto XII dell'Odissea di Omero. Sono questi versi che narrano di quando Ulisse e Achille passarono con la nave presso le nostre coste, abitate dalle sirene Partenope, Ligea e Leucosa. Esse, con il loro canto melodioso, erano solite incantare i marinai, i quali venivano indotti a buttarsi a mare, per poi essere sbranati dalle sirene. La maga Circe, però, avvisò Ulisse dell'incantesimo delle sirene, il quale, al passaggio presso le nostre coste, impose agli Achei di mettersi dei tappi di cera nelle orecchie, mentre lui si fece legare all'albero mestro della nave, di modo da ascoltare il canto delle sirene senza rischiare di morire. Ulisse, dopo aver ascoltato il canto seducente delle sirene, vorrebbe essere slegato ed impazzisce dal desiderio di farsi a mare, ma non può farlo. La nave si allontana ed il pericolo è scappato. Alla fine del brano vi sarà il suicidio delle sirene, che per aver fallito nell'impresa si vanno a schiantare contro gli scudi. Odisseo e le sirene.
Il prossimo brano, Adamoriato al Monacello, parla di una giovane donna che racconta di una sua vicina che la notte precedente aveva ricevuto la visita del Monacello. Dice che mentre dormiva si era sentita soffiare nelle orecchie i numeri da giocare all'otto. Racconta della gran paura iniziale, del fatto che il Monacello corresse ovunque per la casa, che toccasse tutto, ma proprio tutto. Infine riferisce alla figlia che il Monacello le ha lasciato dei soldi e che per nessun motivo al mondo dovrà saperlo il marito, perché quei soldi spettano a lei soltanto. Adamoriata con Monacello.
nonna diranno una preghiera in aramaico, il dialetto che parlava Gesù. E i venditori ambulanti si ispireranno in napoletano. L'ultima parola che sentirete pronunciare è Gesù in aramaico, il presepe napoletano.
poiché la nostra direttrice canterà. Questa è una ninna nonna che una mamma canta al proprio bambino che non vuole addormentarsi. Lui vuole soltanto stare ciato a ciato con la mamma, ascoltare la sua ninna nanna e giocare con le proprie manine. La mamma è impaziente e dice: schiara io e non può ancora dormire. Tuttavia la madre pensa con tristezza che verrà il giorno in cui il figlio, ormai cresciuto,
Non ricorderà più quella dolce nenia che la mamma gli cantava da piccolino, ma è certa però che nei sogni lui sentirà ancora la voce della mamma che gli canta la sua canzone. Ninna nanna Nenello mio. Lenuccia, eroina delle 4 giornate di Napoli e medaglia di bronzo. Il brano parla del suo coraggio e di come volesse lottare al seguito del padre Carlo, che era un eroe della prima guerra mondiale e un partigiano. Il padre inizialmente non
Prima di eseguire l'ultimo brano, vi ricordo che qui, dove si trova la statua di Sant'Antonio, si può acquistare il CD Leggende e Storie di Napoli, nel quale potrete riascoltare i brani di stasera e qualche altro ancora. L'ultimo brano che seguiremo è il latino, altra lingua che si è parlata nella nostra città. Silve, versi tratti da Silve, libro terzo, Egloga a Claudia Console, testo di Publio Gabino Stazio, poeta romano vissuto nel I secolo d.C. Silve è una raccolta di poesie. I versi bellissimi sono intrisi di amore per Napoli e per la sofferenza dovuta al fatto che dopo tanti anni vissuti a Roma come poeta alla corte dell'imperatore Domiziano, Stazio voleva fare ritorno a Napoli, la sua città natia, ma la moglie purtroppo non voleva. I versi scelti raccontano della supplica che lui fa alla moglie di raggiungerlo a Napoli. Lei è restia, vuole rimanere tra i posti di Roma e così Stazio, per tentare di convincerla, ne canta tutte le bellezze di Napoli, ma soprattutto ne canta la cultura greca che c'era qui fra noi, che nulla aveva da invidiare a Roma. Qui, Neapolis, capitale della Magna Grecia. Ecco a voi, Silve.